Buongiorno a tutti e benvenuti a Palazzo Ferrofini. Un saluto ai presenti e a chi è collegato da casa e chi sta seguendo questo evento. Un saluto anche ovviamente che si accompagna ad un grazie al presidente del gruppo AIDO di Piombino Dese, che poi ci illustrerà meglio i dettagli anche più operativi di questo evento, e a tutti i suoi collaboratori presenti oggi. Questa iniziativa infatti nasce dal gruppo di Piombino Dese in collaborazione con l'AIDO nazionale. Una voce per la vita, infatti, sarà una manifestazione canora rivolta a tutti gli appassionati di musica e canto di ogni angolo d'Italia. Un'iniziativa che abbraccia diversi temi e settori. L'evento, infatti, coinvolge numerose amministrazioni comunali del Padovano, a dimostrazione di come questo appuntamento abbia una forte vocazione territoriale. Non solo, oltre al fatto che ogni concorrente potrà assaggiare le proprie capacità canore, il vero protagonista di questa iniziativa sarà la solidarietà. Non potrebbe essere altrimenti quando si tratta di AIDO. Lo scopo principale di questa rassegna, infatti, sarà quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del dono. Un grazie sincero, pertanto, ad AIDO per questa iniziativa e in bocca al lupo fin d'ora a tutti i partecipanti a questo meraviglioso appuntamento. Invito qui il presidente Dario Guerra, che vi presenterà gli ospiti e vi racconterà questa iniziativa. Grazie. Grazie, buongiorno. Sono Dario Guerra, vi presento gli ospiti della mattinata. E allora, l'assessore Ornella Marangon, assessore alla cultura di Piombino Dese, il presidente dell'AIDO Veneto, Valentino Rossin, e la presidente nazionale Flavia Petrin, e la presidente del concorso Una voce per la vita, Cristina Battocchio. Per me oggi è una giornata emozionante, direi mirifica, perché cerchiamo di unire alle canzoni a un concorso così importante e Una voce per la vita alla solidarietà. Siamo partiti 2 anni fa con questa iniziativa e le prime 2 edizioni sono andate benissimo e era per una... Si sente? Ok? Era per una canzone per ricordare una persona che se n'è andata all'età di 40 anni a Piombino Dese e ci sono state 2 edizioni fantastiche. Però dopo abbiamo pensato di estendere questa iniziativa che era andata benissimo, tanto è vero che avevamo già alla prima edizione 50 domande e la seconda sono aumentate. Abbiamo pensato di estendere questo invito di questa manifestazione canora anche all'AIDO del Veneto e all'AIDO nazionale. Ne è nata una collaborazione e proprio per questo contest canoro vogliamo portare la solidarietà, parlare di dono, parlare di donazione. E per questo noi in questa prima edizione nazionale accogliamo tutte le domande in 3 categorie. Abbiamo la categoria junior, dai 9 ai 17 anni, poi la categoria senior, dai 18 anni in poi, e poi abbiamo per la prima volta una categoria inediti dai 14 anni. L'iscrizione è completamente gratuita, anche per i finalisti, e la serata finale sarà il 6 dicembre in sala Tommaso Moro a Piombino Dese. Il modulo di iscrizione è reperibile su www.aido Piombino Dese, così anche il regolamento del concorso. Naturalmente tutti possono partecipare e quindi anche i numeri telefonici oppure piombinodeseaido.it c'è la possibilità di mandare la propria domanda e naturalmente per conoscenza anche all'AIDO nazionale @aido.it. Sono previsti diversi premi, quindi abbiamo i primi, secondi e terzi premi in denaro,
Poi abbiamo un secondo premio, praticamente quello che sarà deciso dal pubblico in sala tramite un QR code che verrà dato all'inizio della serata finale. E poi ci sarà anche un premio Kizzato che sarà dato appunto dallo staff di Kizzato, unico sponsor dell'evento Kizzato Trasporti di Piombino Dese. Poi ci sarà anche un premio penna d'autore che poi spiegherà la Cristina Battocchio specificatamente, visto che è la presidente del concorso. Perché si parlerà di Aido in questa edizione, soprattutto e non solamente di canzoni? Perché noi durante la serata conclusiva cosa facciamo? E allo scorrere di ogni, fra uno e l'altro degli autori delle canzoni, faremo scorrere sullo schermo una frase Aido. E questa frase Aido, fra il primo e il secondo, ne faremo, visto che sono in 20 che parteciperanno, 10 per quanto riguarda la categoria junior e 10 per la categoria senior, 20 frasi diverse che saranno messe a disposizione di tutti i presenti, così parleremo di Aido. E queste frasi Aido sono state estrapolate da tutte le manifestazioni che noi abbiamo fatto negli anni, e quindi le scuole che parlano anche di Aido attraverso le nostre lezioni, grazie ai monitori che tutti gli anni li fanno, poi fanno un concorso. Le migliori saranno estrapolate e saranno girate nello schermo in sala Tommaso Moro in quella serata finale, Una voce per la vita. Credo di aver detto quasi tutto. Ringrazio ancora la Regione Veneto per aver accolto questo invito, nel nome soprattutto di Elisa Cavinato. Grazie dell'iniziativa e soprattutto grazie a tutti. Allora, visto che parliamo specificatamente del concorso, inviterei per specificare il penna d'autore la Presidente del concorso Una voce per la vita, Cristina Battocchio. Prego. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio dell'opportunità, dell'invito e faccio seguito a quello che diceva appunto Dario Guerra, che mi ha invitata per la prima volta 2 anni fa e ho accolto naturalmente con molto entusiasmo questo suo invito, questa richiesta, perché tutti gli eventi e soprattutto questo tipo di eventi sono molto amati dalla sottoscritta, che ha portato avanti negli anni diversi, organizzato insomma o in coorganizzazione diversi contest canori che hanno sempre una finalità e sempre un messaggio, perché esistono molte manifestazioni musicali, ma i concorsi canori che io personalmente amo seguire sono quelli che veicolano dei messaggi secondo me molto importanti, soprattutto oggi in cui diciamo che anche il valore della vita molto spesso viene un po' perso di vista purtroppo. È bene ricordare invece cosa sia il valore della vita e come si possa anche essere testimoni o addirittura veicoli per poter proseguire una vita, come succede molto spesso quando si donano degli organi o dei tessuti o insomma qualsiasi altra possibilità di donazione anche attraverso e soprattutto attraverso l'Aido. Il contest canoro naturalmente, come diceva Dario Guerra, è aperto a tutti coloro che amano naturalmente la musica. Io in particolare scrivo per gli artisti emergenti perché è un po' una mia battaglia personale, quella di indirizzare i giovani di oggi a comprendere bene che tutto quello che si dice attraverso una canzone, attraverso la musica, che è, sappiamo, un motivo di coesione sociale molto molto grande, va particolarmente curata. Ecco perché abbiamo istituito anche questo premio penna d'autore, che quest'anno darò ancora io, magari Dario gli anni prossimi magari potrebbe essere qualche altro autore che
che lo promuove, perché diciamo che tutti i ragazzi giovani che molto spesso si presentano sul palco con non so, una canzone che è magari una cover di un pezzo esistente, abbiano anche la possibilità di avere un inedito, magari tagliato proprio su di loro, e perché magari anche qualcuno non è in grado di scrivere il messaggio che vorrebbe trasmettere, attraverso noi che siamo autori lo può fare, ecco, lo può fare. Quindi nuovamente io ringrazio ancora per questa opportunità. Sono anche quest'anno presidente del Contest Canoro, e soprattutto quest'anno in cui la partecipazione di Aido è ancora più presente. Come diceva Dario Guerra, questo contest era partito sempre diciamo un po' con la stessa finalità, però è stato esteso proprio al contesto Aido, perché c'è molta più possibilità di veicolare questo messaggio positivo. E naturalmente io sono felicissima di essere anche qui con voi a spiegarvi appunto che attraverso la musica si possono fare molte cose positive. Ecco, io rifugo un po' quello che diventa il calderone dove si butta dentro tutto, e preferisco insomma, ecco, fare parte di questa organizzazione. Sono molto grata per questo ancora, quindi vi ringrazio e ovviamente vi invito alla partecipazione tutti. Grazie. La parola all'assessore alla cultura di Piombino Dese, Ornella Marangon. Grazie Dario, grazie veramente di cuore di questa occasione, perché intanto porto i saluti dell'amministrazione comunale di Piombino Dese, che è molto ma molto orgogliosa di avere in paese un'associazione Aido, ma un'associazione di questo tipo, quella che Dario porta avanti da anni. Sono molto orgogliosa anch'io personalmente, perché il coinvolgimento che sa trasmettere Dario nelle sue iniziative è veramente grande. Negli ultimi 2 anni infatti abbiamo visto una partecipazione crescente a questo evento, una partecipazione poi anche commovente, perché sa trasmettere questi messaggi dell'Aido in modo così naturale ma profondo, e non è facile trasmettere un messaggio così importante alla comunità, e ha trovato lui un modo molto originale, direi che molto fantasioso, ma veramente importante. La musica è coinvolgente già di per sé, ma coinvolgente nella maniera in cui Dario ha saputo dare voce. Quindi veramente poi Dario è stato un grande in questo momento, anche portando la sua voce fuori dai confini del comune, e questo è un altro motivo di orgoglio per noi. Grazie veramente di cuore a Dario, e saremo sempre al suo fianco per supportarlo come amministrazione. Grazie a tutti. La parola all'assessore regionale Valentino Rossin, che spiegherà anche altre iniziative oltre naturalmente questo coinvolgimento Una voce per la vita. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti, io correggo, non sono assessore regionale, anche perché, anzi vi do uno scoop, non mi candiderò alle prossime elezioni, quindi grazie. Io sono presidente di Aido Veneto, e come presidente di Aido Veneto ho avuto l'onore di partecipare a questo concorso alle ultime 2 edizioni. Quello che mi ha colpito è proprio la partecipazione dei giovani, la partecipazione di tanti giovani a questo concorso, e anche tra il pubblico. E proprio la Presidente prima ha sottolineato proprio questa caratteristica. Aido Veneto ha sposato appunto questo progetto perché Aido Veneto crede nei giovani, punta sui giovani perché crede che i giovani siano la linfa
che porta avanti il nostro obiettivo, la nostra mission, i nostri valori. Infatti Aido Veneto sta portando avanti un progetto che si chiama Ambasciatori del Dono, Giovani Ambasciatori del Dono, un progetto finanziato dalla Regione Veneto, appunto, che sta portando avanti in tutta la regione il progetto consiste in questo, consiste nel coinvolgere giovani diciottenni, diciassettenni, diciottenni nelle scuole, okay, che hanno voglia di mettersi in gioco, di formarsi e di trasmettere i valori di Aido ai loro coetanei, perché abbiamo visto praticamente che a parlare con i giovani non dobbiamo essere noi, devono essere i giovani. E abbiamo fatto questo progetto, lo abbiamo portato avanti e stiamo cercando di formare questi giovani. Abbiamo avuto un successo eccezionale in questo, perché io vi dico che abbiamo coinvolto ben 54 giovani, e dico 54 nella regione Veneto, 17-18 anni, che hanno saputo, che hanno voluto condividere con noi i nostri valori, la nostra mission, i nostri progetti. E questi si formeranno, procederanno con un percorso di formazione in modo tale che fra qualche mese, all'inizio di gennaio, potranno trasmettere i nostri valori ai loro coetanei. E questo grazie appunto anche al finanziamento e contributo della Regione Veneto. È un risultato estremamente importante, basta pensare che al giorno d'oggi quando si parla di giovani si parla quasi sempre in maniera negativa, cioè parlare di giovani al giorno d'oggi sui social, sul notiziario, viene sempre trasmesso la parte peggiore dell'essere giovane al giorno d'oggi. Invece no, fuori ci sono giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di trasmettere i valori veramente importanti della nostra vita. E siamo qui proprio per trasmettere il nostro sì alla donazione, il nostro sì alla vita. Grazie. Allora, mi scuso per l'enorme gaffe che ho fatto prima. Naturalmente è il nostro carissimo presidente Veneto Aido. Scusami tanto Valentino. Ora sì, presento la Presidente Nazionale, e per noi un onore averla qui con noi, Presidente Nazionale Flavia Petrin. Prego Flavia. Presidente nazionale, ma sono veneta, per cui gioco in casa. Ecco, è giusto puntualizzarlo. Ecco, da 9 anni sono Presidente nazionale e sicuramente perché in qualche modo, insomma, il Veneto è stato premiato. Il Veneto, che sicuramente è una delle regioni trainanti nel mondo della donazione, sia come numero di soci, perché siamo la seconda regione in Italia per numero di soci, siamo la seconda regione dopo la Lombardia, dove è nato Aido, siamo la seconda regione dopo la Valle d'Aosta per percentuale di soci in rapporto alla popolazione, per cui ecco, siamo la regione più grande. Ecco perché la Valle d'Aosta è una regione molto piccola. Siamo una regione importante sul numero di effettive donazioni e sul numero di trapianti che facciamo, per cui la regione Veneto sicuramente è una regione trainante. Aido da sempre, sono ormai 52 anni che è nato Aido da sempre ha puntato sui giovani. L'attività che facciamo sulle scuole è un'attività veramente molto importante e anche i risultati che otteniamo, perché negli ultimi 10 anni, forse anche di più, oltre il 50% dei nuovi soci di Aido sono giovani under 35, per cui l'attività che facciamo sicuramente con i giovani è molto importante. Però da alcuni anni abbiamo pensato che i giovani devono diventare i protagonisti. E quello che abbiamo sentito con i 2 progetti presentati è proprio quello di dire rendiamo i giovani protagonisti. E noi lo vogliamo veramente perché prima di tutto abbiamo bisogno anche di un rinnovo nell'associazione, per cui puntiamo sui giovani proprio perché ci possono essere forze nuove che entrano. Ma come diceva anche Valentino, è importante che siano i giovani a parlare con i giovani. Perché hanno un linguaggio tutto loro, hanno una modalità di condividere le informazioni
diversa. Noi in tutto cerchiamo di renderli protagonisti. Anche, voglio dire, a livello nazionale abbiamo cambiato la modalità di comunicazione nei social. Abbiamo cercato di coinvolgere la nostra community che stanno rispondendo molto, molto bene e dove i giovani sono presenti. E questo veramente ci fa piacere, perché quando un giovane risponde vuol dire che in qualche maniera siamo riusciti a coinvolgerlo. Questi due progetti sono molto importanti. Un progetto che vede Aido Nazionale coinvolto perché si svolge su tutto il territorio nazionale, ma anche quello di Aido Veneto perché ecco, speriamo che questo progetto possa essere esteso anche alle altre regioni. Per cui un po' Aido Veneto sta facendo l'apripista e riteniamo questo progetto veramente, tutti e due li riteniamo molto importanti perché per il coinvolgimento dei giovani. Ed è importante che siamo qua oggi anche perché siamo vicini alla nostra giornata nazionale, dove abbiamo cercato ancora una volta di coinvolgere i giovani. La giornata nazionale si svolge, diciamo, con le giornate clou il 27 e il 28, perché è la fine della prossima settimana. In tutta Italia si svolgeranno tante manifestazioni, ma ecco, il clou quest'anno sarà in Regione Lombardia, perché ecco, Aido Nazionale vuole che la giornata del sì sia itinerante. E anche nella giornata nazionale abbiamo sempre cercato un focus nei giovani, perché uno dei momenti fondamentali era un incontro, diciamo, di informazione nelle scuole. Quest'anno non ci riusciremo, però in Piazzale Lombardia faremo un'intervista alle persone che saranno presenti in occasione di una manifestazione, diciamo, sulla prevenzione e sulla salute. E noi speriamo, ecco, che ci siano giovani perché vorremmo intervistare loro. Vorremmo intervistare loro proprio per far vedere che Aido ha bisogno di loro. E per cui, ecco, il mondo dei giovani è un mondo che noi vogliamo. E proprio in questa occasione lancio un messaggio ai giovani che ci ascolteranno perché abbiamo pensato a una campagna social molto importante che passa il sì, in cui chiederemo a tutte le persone che hanno voglia di collaborare con noi di prendere un semplice foglietto con un sì, credere in quel sì alla donazione e passarlo, diciamo, dalla sinistra verso destra in maniera di fare una catena di tante persone che vorranno aiutarci proprio a diffondere questo sì. Questo sì che è importante perché sono oltre le 8.000 persone in Italia che hanno bisogno di un dono speciale, di un organo per poter continuare a vivere. E oggi non siamo in grado di dare una risposta a tutti. Però ecco, Aido è a disposizione di tutti i cittadini, prima di tutto per far capire il perché si deve dire di sì. Il perché si deve dire di sì in vita. Dire di sì in vita perché ognuno di noi è giusto che esprima la propria volontà e farlo con Aido, che è una, diciamo, delle 3 modalità più importanti insieme ai comuni e alle ASL, vuol dire assicurarsi che quel sì o quel no, se per caso una persona non vuole essere favorevole alla donazione, sia garantita che la sua volontà venga rispettata. E dire di sì alla donazione perché? Perché oggi io ho la fortuna di essere in salute, però domani potrebbe succedere a me di aver bisogno, potrebbe succedere a un mio conoscente, a un mio vicino di casa, a un mio collega, a un mio familiare. Beh, io dico sempre, se Aido avrà lavorato bene, queste persone potranno avere una risposta che è una risposta di vita. Per cui, ecco, tutti insieme, attraverso progetti importanti, eccetera, siamo qua per dire informiamoci e poi esprimiamo il nostro sì. Lo si può fare, diciamo, nelle varie possibilità, però ecco, io dico sempre, dire di sì con Aido vuol dire partecipare a quel movimento di opinione che è a favore della vita. Se avete già detto di sì in comune, lo potete fare tranquillamente anche con Aido e così ci aiuterete. Oggi siamo 1,5 milioni di persone che hanno fatto una promessa. Quel giorno speriamo più lontano possibile, però ecco, se ancora potrò essere di aiuto,
perché non farlo? E noi ecco, speriamo che tante persone facciano questa promessa. Non sappiamo se un giorno lo diventeremo effettivamente, però essersi messo a disposizione vuol dire condividere con tutta la società questo progetto di vita. Per cui ecco, siamo qua in una sede autorevole. Ringrazio il Consiglio regionale per averci dato questa possibilità, perché il Veneto, ripeto, è una regione di quelle che spinge di più, dove i veneti rispondono in maniera molto positiva, e noi speriamo ecco, che da questa sede questo messaggio venga, voglio dire, divulgato in tutta l'Italia, proprio per testimoniare questo nostro impegno e per dire di sì. Grazie. Grazie Presidente, e noi ci crediamo fermamente al sì, ma c'è ancora tanto da lavorare e dobbiamo convincere quelli che effettivamente non ci credono ancora, oppure ancora devono esprimersi a dire sì. E soprattutto, come è capitato in un comune del Padovano, proprio un giovane aveva detto sì in vita e se n'è andato a 50 anni, e sono stati i genitori che non hanno voluto la donazione degli organi, anche se lui poteva donarli. E quindi noi dobbiamo recuperare quei no che ci sono stati detti e che ancora vengono detti, e quindi noi siamo per il sì. Ora mi sento molto piccolo per presentare l'assessore regionale, grazie della sua presenza, l'assessore Caner, che invito caldamente, e grazie anche per la sua presenza, e soprattutto grazie a tutti per quello che effettivamente oggi anche la Regione Veneto ha fatto per l'Aido. Grazie. Prego, Assessore. Grazie a te. Aspetta che saluto intanto. Buongiorno a tutti. Tanto vi chiedo scusa del ritardo, ma gli impegni sono tanti, ma non potevo mancare a questo momento. Ringrazio anche Elisa Cavinato, la nostra consigliera regionale, che insieme a voi tutti e a Dario in particolare, che mi ha chiamato l'altro giorno, mi ha fatto particolarmente piacere. Io sapete che tra le mie deleghe non ho la sanità, il sociale, mi occupo di turismo e agricoltura, però ho voluto essere presente per portare non solo i saluti del Presidente Zaia e anche dei miei colleghi assessori, Marcato che è di Piombino Dese, ma soprattutto di Manuela Lanzarin che si occupa di sanità e sociale e so essere molto anche sensibile a queste tematiche. Quindi la presenza era istituzionale, ma soprattutto anche di carattere personale e diciamo della giunta intera, per dirvi un grande grazie. Un grande grazie a voi, insomma c'è la Presidente nazionale, regionale, c'è appunto Dario che si occupa della sezione di Piombino Dese, però il lavoro che voi state facendo è un lavoro importante, fondamentale, per le ragioni che la Presidente prima ha detto, e io amo ricordare sempre, anche se ripeto non mi occupo di sociale, però ormai girando tante volte il Veneto, sentendo anche l'umore dei veneti, capendo quello che è il tessuto economico e sociale del Veneto, mi sono accorto che noi abbiamo una grande regione che produce in tante sue sfaccettature, appunto io mi occupo di turismo e agricoltura, ma non soltanto, pensiamo all'artigianato e al commercio, e quindi viene vista molto spesso come una regione che è attenta a questi termini economici, a queste potenzialità. In realtà io amo sempre ricordare che è una regione che ha tante associazioni di volontariato e tanti iscritti alle associazioni di volontariato, tra le prime in Italia. Questo significa che c'è, e i numeri che adesso lei Presidente mi diceva, tra l'altro, vanno a confortare, a confermare questa situazione, il che significa che i veneti sono predisposti a questo. Fate bene a richiamare l'attenzione su un tema così importante e delicato. Credo che da questo punto ci debba essere maggiore informazione possibile, anche per diciamo, aiutare quelle persone che magari vorrebbero fare anche questo passo,
ma che magari hanno delle reticenze, non conoscono il tema, e quindi secondo me è importante che l'evento che voi oggi presentate, questo contest Canoro, diventa importante per questo motivo qui. Per sensibilizzare i giovani. Ho visto che però al contest possono partecipare tutti, quindi non soltanto i giovani, questa è una bella cosa. Tra l'altro, leggendo sta cosa a me è venuto già in mente che ho qualche amico che cantano, e no, io mi sono stonato come una campana, però ho degli amici veramente bravi e quindi mi sono già fatto la fotografia e la sto già inviando a tutti, quindi cercando di fare anch'io nel mio piccolo un po' di pubblicità, per far sì appunto che questo diventi sicuramente un momento anche bello di condivisione sociale. È bello, mi piace legare questo tema anche a un momento simpatico, gioioso, no? Come appunto la canzone, che fa parte comunque delle nostre tradizioni italiane, però che sia appunto un momento dove grazie a questo si possa dare delle risposte, si possa spiegare ai cittadini e ovviamente coinvolgerli su un tema, ripeto, che è molto, molto sensibile. Ecco, quindi la mia presenza oggi, ripeto, pur non occupandomi di queste cose, però dopo di fatto, insomma, essendo una giunta collegiale, noi ci occupiamo un po' di tutto di fatto e seguiamo un po' tutto, e quindi a dirvi grazie a livello locale e a livello nazionale per il lavoro che ho fatto, grazie anche all'amministrazione. Quindi Elisa, grazie anche a te, ho fatto le conclusioni io al posto tuo perché tu mi hai anticipato all'inizio, però insomma per aver anche pensato a questo spazio, a questo momento dedicato, informativo. Ecco, speriamo che poi la stampa dia il giusto risalto, altrimenti ci penseremo noi a fare la pubblicità, come abbiamo detto. Grazie e buona giornata a tutti.